Buonasera e ben trovati amici dell'Hockey Pista per la 15ª giornata del campionato di A2 Girone B. Questa sera i ragazzi di Mirko Bertolucci sono impegnati con l'Hockey Follonica e una Pumas che era reduce dall'ultimo incontro casalingo vinto per 6-0 con il Roller Salerno, un risultato rotondo anche con qualche fatica nella prima metà, mentre gli avversari di Follonica hanno ottenuto un pareggio con il Prato fra le mura domestiche nella ultima giornata. Io sono Paolo Lazzarini, alla regia il solito Luis Carrieri. Passiamo ora alle formazioni. Per la Pumas Ancora, Thomas Mechini in porta, Filippo Cardelli, Matteo Marchetti, Simone Bigatti, Oscar Alberto Mora Paceco, Nicola Spezzini, Elia Cardella, Francesco Carrieri, Giuseppe Olivieri, Gabriel Daltorione il secondo portiere, allenatore Mirko Bertolucci. Nelle file del Follonica, Marco Mugnaini in porta, Mattia Malvezzi, Alessandro Agresti, Lorenzo Masini, Federico Asta, Adriano Maggi, Alessandro Frare, Jacopo Mariotti, Filippo Galgani, Alessandro Grossi, allenatore Alberto Aloisi. 1, 2, 3, 1! Arbitro della serata Righetti di Sarzana. Tutto pronto, quindi gli ultimi saluti di rito, le squadre si stanno caricando per questo match. Mancano 3 partite alla fine della regular season, con una Pumas ancora attaccata alla classifica. Vedremo come proseguirà la marcia trionfale sin qua del Castiglione, che è primo in classifica. Tutto pronto, l'arbitro Righetti sistema la pallina al centro, che le ultime indicazioni. Il Follonica Hockey schiera Mugnaini e Agresti, Mugnaini che è il portiere, Agresti, Maggi, Mariotti e Galgani. Nella Pumas vedo Olivieri nello starting 5, Carrieri, Pezzini e Marchetti. In porta invece il solito Mechini. Battuta a favore del Follonica. Vedremo ora di memorizzare i nomi. Non sono a favore di numero di maglia, scusate per eventuali incertezze in queste prime fasi. E ecco, con il numero 8 in possesso della pallina Mariotti, serve poi il numero 3 Agresti. Agresti risale, subisce la pressione di Marchetti che si invola sulla sinistra, alza la testa, guarda se ci stava un filtrante, poi retropassaggio a dare respiro alla manovra per Pezzini nella propria metà pista. Carrieri cambia tutto per Marchetti, porta il blocco, poi lo sfrutta Marchetti, apre per Pezzini sulla sinistra, poi in profondità per Olivieri. Questa sera partito nello starting 5, si sta prendendo sempre più spazio questo giovane prospetto della Pumas. Ancora Olivieri, gestisce la pallina a metà pista, serve Pezzini, deve andare al tiro la Pumas, mancano pochi secondi e Pezzini scaglia un diagonale che va al lato, recupera la pallina il numero 8 Mariotti, poi la perde, parapiglia all'interno dell'area di rigore, ma riparte Maggi per il Follonica. Poi serve ancora il numero 9 Galgani, ancora Mariotti, va in profondità il giocatore del Follonica, diagonale, para Mechini con il guantone. Poteva essere molto insidioso quel tiro, si trattava del tiro, tanto un tiro nello specchio ribattuto. Parte il numero 3 Agresti, conclusione insidiosa del solito Galgani, 2 volte consecutive alla corte di Mechini. Il Follonica è vivo là davanti, tanto Carrieri, serve nel retroporta Olivieri che poi subisce la pressione del numero 8 Mariotti, poi ancora Galgani, poi Mariotti ancora, va a dar manforte, poi è chiuso all'angolo da Olivieri, ancora subisce la pressione di Olivieri, va a girare nel retroporta Mariotti, fa lungo possesso, poi il numero 6 Maggi sfrutta il blocco e si butta dentro, va a girare nel retroporta, alza e
da retroporta, ha preso l'esterno della porta o forse ha parato McKinney, non sono riuscito a vedere bene. È pericoloso in queste fasi il Follonica, già 3 tiri. Carrieri fa possesso, appoggia ad Olivieri all'angolo, porta il blocco, lo sfrutta Olivieri, risale, appoggia a Pezzini, a Marchetti, finta di tiro, molto chiuso il Follonica, lascia poche soluzioni ai ragazzi di Mirko Bertolucci. Poi Pezzini, Marchetti, Carrieri, serve nel retroporta Olivieri, poi porta il blocco, lo sfrutta lo stesso Olivieri, risale, poi scaglia questo tiro a 10 cm d'altezza ma respinge Mugnaini, non era molto insidioso. Carrieri intanto serve Marchetti, Pezzini prosegue, scaglia un diagonale, respinge con i gambali Mugnaini. Poi è alto ed ora il pressing del Follonica, ma è bene l'uso dei ragazzi di Mirko Bertolucci che si trovano 3-1. Marchetti, Olivieri, raso terra di Olivieri a bucare Mugnaini dalla parte della stecca, e dopo un tentativo di pressing asfissiante del Follonica crea con una buona triangolazione la superiorità numerica la Pumas e va a concretizzare questa bellissima azione con Olivieri da posizione frontale per l'1-0. Primo tiro, primo gol, anzi il secondo era, a dir la verità. 3 occasioni invece consecutive avute dal Follonica nei precedenti minuti. Ecco il numero 3 Agresti, serve Mariotti, ancora Pezzini recupera la pallina, 3 contro 3, cerca il filtrante deviato, riparte il numero 6 Maggi che imposta per i suoi, subisce la pressione di Pezzini asfissiante, probabilmente porterà all'antigioco il Follonica, e così è. Righetti sancisce i 10 secondi. Marchetti, Pezzini, Carrieri in profondità per Olivieri che risale, poi giravolta di Carrieri, si impossessa della pallina Galgani ancora, Carrieri va a fare azione di disturbo, recupera Pezzini, anzi no, era Mariotti, scusate, non era Galgani, era il numero 8 Mariotti, scusate. C'è un time out chiesto da Mister Aloisi. Prima fase di gioco equilibrata, ma che ha premiato la Pumas con questa azione in superiorità numerica, ma è ancora lunga e il Follonica comunque si è fatto trovare là davanti almeno in 3 occasioni in cui McKinney ci ha messo una pezza. Sì, una partita finalmente non in salita, aperta in vantaggio. Nell'ultima gara con il Salerno la Pumas aveva faticato a trovare la via del gol, che era arrivato solo nel secondo tempo, per poi dilagare con 6 reti nella seconda metà. Questa volta invece il risultato è stato sbloccato nei primi 4 minuti. Quindi partita questa volta non in salita per la Pumas, ma l'avversario è comunque di tutto rispetto. Sarà rimessa per la Pumas, Olivieri sulla battuta. Carrieri appoggia Marchetti, poi nella propria metà pista Pezzini apre ancora per Marchetti, porta il blocco, lo sfrutta Marchetti, rovesciamento di fronte su Olivieri, poi ancora Pezzini, Marchetti
sfrutta il blocco, apre per la discesa di Carrieri che non trova varchi, quindi decide di ragionare, appoggia ad Olivieri nel retroporta. Pezzini pressato da Mariotti, ancora Mariotti, poi ruba la pallina Marchetti che cerca ora di proteggerla all'angolo dalle pressioni di Mariotti. Apre per Carrieri alza la testa, serve Marchetti, ci sta il tiro, raso terra insidioso parato da Mugnaini, riparte con il numero 6 il Follonica, raso terra deviato all'angolo da Mechini, si trattava di Magica che ha eseguito questo tiro, poi ancora Galgani sulla pallina, poi Olivieri recupera, chiede ordine la panchina della Pumas, quindi c'è questa apertura per Pezzini. Carrieri, poi Marchetti sulla sinistra in profondità per Olivieri per Carrieri dalla parte opposta, gestisce ancora Olivieri nel retroporta, porta il blocco Carrieri a favore di Pezzini, nulla di fatto, si riparte da Marchetti, percussione di Marchetti che cerca di girare il retroporta, poi fa inversione. Carrieri, percussione di Carrieri, va alla corte di Mugnaini che devia in qualche modo con il guantone, la pallina scavalca rocambolescamente la traversa, grandissima azione, e poi c'è questo gol annullato, la pallina era in movimento, Righetti reclama la ribattuta perché non aveva fischiato. No, non è gol, infatti io dico zerato, ma tanto bisogna azzerare il cronometro del possesso palla, bisogna attendere che ritorni a 0. Tanto c'è una sostituzione, si tratta del numero 4 Masini, ne è entrato per il Follonica. Carrieri per Marchetti in discesa dalla destra, poi raso terra, respinge Mugnaini, riparte il numero 9 Galgani, apertura per il compagno, poi triangolazione ancora per Galgani che conclude la mano, respinge ottimamente Mechini, poi Mariotti, raso terra e ancora si distende con i gambali Mechini e dice no. Evviva la manovra del Follonica là davanti nonostante il passivo di 1-0. Pezzini, Olivieri, poi nel retroporta gestisce la pallina Carrieri, va all'angolo e risale, subisce la pressione del difensore follonicano, ne è entrato Masini e manca il controllo Olivieri, riparte in dunque il Follonica con Maggi all'angolo che fa possesso, subisce la pressione di Olivieri che è caparbio nell'impossessarsi della pallina, poi però rimessa di seconda per il Follonica e staffilata violentissima di Galgani, respinta da Mechini. Carrieri ha avuto diverse occasioni comunque il Follonica, meno possesso palla ma più incursioni di quante ne abbia fatte la Pumas. Marchetti, Pezzini sfrutta il blocco, prosegue sulla destra, poi ragiona con un retropassaggio per Marchetti va sulla destra anche egli e poi appoggia ad una mano a Olivieri, ancora Marchetti, cambia tutto per Carrieri che tenta un accompagnato e in deviazione volante Pezzini poteva nuocere gravemente a Mugnaini, ma così non è stato di poco, la pallina ha scavalcato anche questa volta la traversa. Tanto Mariotti con il numero 8 fa possesso nella propria metà pista, scorrono i 10 secondi e va in antigioco nuovamente, anzi 5 perché erano i 5, aveva già passato la metà pista il Follonica. Pezzini sulla rimessa, Marchetti in profondità per Carrieri, poi Olivieri nella solita sua posizione alla balaustra bassa,
e appoggia a Marchetti che scaglia un diagonale di 30 cm. Una ottima esecuzione di poco fuori. Buona la combinazione per liberare al tiro Marchetti. Tanto riporta il Follonica sulla battuta Mariotti e Maggi. Maggi gestisce per i suoi, si lancia sulla sinistra, cerca di battere l'avversario ma poi chiude bene Pezzini. Riparte Marchetti, intanto apertura ancora per Pezzini che scambia con Marchetti, poi cerca il filtrante per Olivieri, era una buonissima idea, non è passato. Tanto Mariotti scarica per il Galgani che tira anche questa volta, dice no Mechini. Più volte pericoloso Galgani su queste ripartenze. Tanto Maggi in percussione, va a girare dietro la porta, perde l'attimo per il tiro. Ancora Maggi, va in forcing nel retroporta, subisce la pressione di Carrieri. Poi il retropassaggio di sponda per il numero 9 Galgani che tira un tiro che viene deviato. Pezzini apre per Olivieri, autore della prima rete ed unica del Viareggio. Tanto ancora Carrieri che rinuncia alla percussione, decide di ragionare, intanto c'è l'ingresso di Mora. Carrieri va a ricevere nel retroporta, scambia ottimamente con Olivieri, bellissimo questo 1-2 che è mancata la zampata precisa, ma anche grazie ai meriti di Mugnaini si era liberato molto bene in questa combinazione Olivieri. Mora dalla prima metà pista sta affilata la sotterra a cercare la deviazione in volée di Carrieri. Verticalizza molto questa Pumas questa sera e i risultati comunque si vedono, diverse incursioni nello specchio. Ha subito forse un po' troppi contropiedi, ma Mechini ci ha messo una pezza fino ad ora. Tanto Olivieri va a recuperare la pallina nella propria metà pista. Mora, Marchetti, Carrieri alza la testa come suo solito, appoggia Mora, serie di finte per Mora, non ci sono compagni liberi, ma trova Olivieri che va all'angolo a gestire la pallina, scambia con Marchetti nel retroporta, poi di sponda per Mora che sfrutta il blocco, hai Pertugio, scaglia, sta affilata, la pallina resta lì, c'è Olivieri sulla traiettoria, ancora Olivieri in seconda istanza, paratona forse involontaria di Mugnaini che riesce in qualche modo a deviare con il guantone dalla parte della stecca. Pressing asfissiante intanto per la Pumas con Carrieri che va a fare azione di disturbo su Mariotti, riparte Mariotti, poi c'è questo deviazione di Mora che interdice il filtrante sulla ripartenza avversaria. Ricordiamo appunto che la deviazione di Mora in interdizione era regolare nel mezzo all'area perché non c'è più il rigore per pattino in aria. Fino all'anno scorso sarebbe stato rigore sacrosanto, non è più così. Intanto Maggi decide di ragionare, si ferma, apre per Mariotti, serie di finte per Mariotti che è pressato ancora una volta, costretta all'antigioco il Follonica Hockey. È buona l'azione difensiva della Pumas che resta molto alta e non fa passare la metà campo agli avversari. Carrieri Di Gatti ne aveva entrato appena 2 minuti fa, ancora per Carrieri, carambola, riparte il numero 4 Masini, scarica per Galgani che tira un raggiottario debole su cui ha gioco facile Mechini che devia con la stecca a favore di Mora. Marchetti intanto in profondità per Carrieri, anticipa il giocatore del Follonica Maggi, poi recupera la Pumas. Bigatti va a lottare per la conquista di questa pallina, poi il retropassaggio deviato
riparte Maggi, poi Mariotti in posizione centrale, scarica per Masini che prende la traversa in discesa dalla sinistra. Masini viene servito al bacio ma prende la traversa. Ha comunque avuto diverse occasioni sulle ripartenze questo Follonica Hockey. La partita è del tutto non è così facile come può sembrare, perché comunque si fa vivo diverse volte sulle ripartenze il Follonica, più sulle ripartenze che a difesa schierata. Del resto il possesso palla sin qua depone a favore della Pumas, che ha un possesso schiacciante. Tanto è entrato il numero 5 Asta nelle file del Follonica, gestisce intanto la pallina Mora alla balaustra, prestata da due follonichesi, cerca di liberarsi, è velleitaria la sua azione, riparte Maggi, apertura di sponda a cercare il no entrato Asta, ma la pallina è deviata fuori dalla traiettoria di Asta. Ottima l'apertura di Marchetti per il no entrato Cardella, che si fa intercettare di questo filtrante. Poi Marchetti 3 contro 2, scarica per Cardella, il pertugio alza e schiaccia, dice no con i gambali Mugnaini. Bella azione di Cardella, tanto accompagnato di Galgani, molto forte, respinge a oltre metà campo Mecchini, parata non facile. Galgani è autore di diversi tiri nello specchio su queste ripartenze, sorvegliato speciale. Maggi, scusate, deviato il suo tiro. Marchetti all'angolo, pestato dallo stesso Maggi, apre per Cardella, Mora c'è da uscire dall'area, poi Bigatti in percussione, si libera, tiro deviato con la pettorina da Mugnaini. Buona l'azione di Regina, che ha liberato Bigatti dopo il pressing follonichese. Sbaglia l'apertura Cardella, poteva costar cara questa ingenuità. Tanto Marchetti, Cardella sta affilata dalla distanza, aveva tutto lo spazio libero per caricare e tirare, l'ha fatto, respinge Mugnaini. Intanto Masini all'angolo, pressato da Mora che si impossessa della pallina, riparte per i suoi, apre per Marchetti sulla destra, finte di Marchetti, appoggio a Delia Cardella, poi in profondità per Bigatti che cincisca con la pallina, riparte lo stesso Galgani che poi perde la pallina, anche lui cincisca e riparte, può ripartire la Pumas con Bigatti che decide di fermarsi e ragionare a favore di Delia Cardella sulla sponda sinistra. Marchetti all'angolo, cerca di andare a girare il retroporta, subisce la pressione del numero 3 Agresti, poi Cardella per Mora, ancora Cardella sulla destra, porta il blocco Mora, Marchetti, bisogna andare al tiro, sta scadendo i 45 secondi, sta affilata di Elia Cardella, reputata alta dall'arbitro Righetti, in quanto c'è un time out chiesto nelle file della Pumas. Ascoltiamo ora Mirko Bertolucci. Mirko Bertolucci in questo timeout sta chiedendo più attenzione sui contropiedi, di non forzare le uscite dalla propria area, di fare i passaggi sicuri, altrimenti si sono scaturiti, l'abbiamo visto soprattutto ad opera di Gargani, diverse occasioni di superiorità numerica su palline perse in uscita dalla propria metà pista. Quindi chiede tranquillità e meno forzature, perché è bene mantenere più là possibile questo 1-0 e andare a colpo sicuro. Sì, infatti il Follonica è stato tutt'altro che innocuo a dispetto dei risultati, e Mecchini ci ha messo la pezza più di una volta su queste ripartenze, su queste occasioni di superiorità numerica concessa al Follonica.
Vedremo quindi se i ragazzi Mirko Bertolucci riusciranno a registrare qualcosina in più nella fase di contenimento e di uscita dalla propria metà pista. Tanto il numero 6 Maggi di sponda per Asta, prestato da Marchetti all'angolo, va a dar manforte Mora, poi ancora Marchetti si impossessa della pallina, prestato dallo stesso Asta, e con grande classe porta via l'avversario. Marchetti ha una mano, giocatore, peccato, sbaglia, aveva fatto tutto bene, sbaglia il retropassaggio, peccato, era uscito con grande disinvoltura dalla propria metà pista. Tanto Asta sulla battuta, poi retropassaggio sbagliato, recupera Mariotti, Mora in anticipo sulla destra, in profondità per Bigatti, alza la testa Bigatti, appoggia Mora che esce dal retroporta, poi tarda nel passare la pallina ingenuamente Mora e la va a perdere, riparte Asta, va sulla destra, subisce la pressione di Marchetti, Marchetti va via, 2 contro 1, tiro deviato da Mariotti che fa buona guardia, poi appoggio a Cardella, cambia tutto per Bigatti sulla sponda sinistra, porta il blocco Cardella, Marchetti, poi blocco di Bigatti, Elia Cardella ha spazio, decide di non andare in percussione, Bigatti all'angolo, lascia la pallina a Mora nel retroporta, Mora gestisce la pallina nel retroporta, aspetta la discesa di un compagno, fa movimento Bigatti, cerca di liberarsi e girarsi per il tiro, poi appoggia ancora a Mora, tiro in girata di Mora, la pallina è stata comunque toccata dal portiere, no, forse era stata deviata, poi Asta sulla balaustra, va a perdere la pallina a favore di Cardella che apre per Marchetti, 3 contro 3, Marchetti sotto gamba, ragiona, cambia tutto per Bigatti dalla parte destra, porta il blocco, poi retropassaggio per Cardella, Bigatti, Mora nel retroporta pressato da Agresti, recupera Mariotti, poi il numero 6 Maggi, diagonale di Maggi di molto fuori, Cardella, Mora, 2 contro 2, finta di tiro, c'è il libero adesso, Bigatti che sotto misura non riesce ad alzare abbastanza la pallina per battere Mugliaini, tanto Maggi, serie di finte, va all'angolo, poi prosegue, subisce l'interdizione avversaria, recupera Asta, pressato da 3 Viareggini, Bigatti di sponda per Cardella, Cardella si accentra, ha spazio per il tiro e staffilata potentissima di Cardella che quando ha spazio per caricare il tiro è sempre autore di tiri potentissimi dalla distanza, uno dei tiri più potenti della 2 per il 2-0 a 6 minuti e 4 secondi dalla fine della prima metà. La situazione falli vede stranamente, nonostante l'intensità, entrambe le squadre a 0 falli, partita molto corretta dove gli avversari pensano molto a giocare e a difendere con correttezza. Bellissima conclusione comunque di Cardella che si accentra e carica questo staffilata nel set. Approfittiamo intanto per riprendere un po' di fiato che a questi ritmi la salivazione si azzera in fretta. Rimessa intanto per il Follonica, Mariotti
poi Maggi, percussione sulla destra di Maggi, si invola, appoggia nel retroporta per Agresti, poi ancora Maggi prosegue, retropassaggio, no? Anzi a dare la respiro alla manovra per Mariotti, poi Mariotti cerca una triangolazione per servire Agresti, riparte la Pumas con Cardelli, ne è entrato, va in percussione Cardelli, scarica per Cardella all'angolo, ottimo il disimpegno di Cardella che cambia tutto per Bigatti con grande classe, direi. Cardelli intanto all'angolo, risale, appoggia Bigatti che lo sostituisce in quella stessa posizione, si incrocia poi Cardelli con Bigatti, serve poi nel retroporta Cardelli. Cardella, Pezzini, c'è da andare al tiro, 5 secondi, c'è da andare al tiro, Pezzini, palo esterno, diagonale dalla parte del guantone, fortunata la Pumas, direi che molto incisiva in queste conclusioni la Pumas, ha decisamente, poi questo tiro di Maggi al lato, ha a differenza di altre gare trovato la precisione sotto rete, pochi i tiri nel nulla in questa 15ª giornata, mira aggiustata da parte dei ragazzi di Mirko Bertolucci che sono in continua maturazione stagione dopo stagione, mese dopo mese, e si vede. Pezzini, esce dal retroporta, vaglia tutto con questo tiro di sponda per Agresti che scarica per Galgani, tiro parato da Mechini. Mariotti, Maggi cerca di andare via, poi appoggia da Agresti nella propria metà pista, ancora Maggi, c'è un giro a 3 Folonichese, sfrutta il blocco, Maggi scarica a Galgani, poi ancora Galgani, gira volta, cerca di eludere con una finta e scarica a Maggi che tira debolmente, poi ancora in seconda istanza Galgani, riesce ancora di no Mechini che questa sera si è decisamente guadagnato la pagnotta con diversi interventi decisivi. Cardelli intanto gestisce a metà pista, scarica a Cardella, ancora Cardelli, forcing sulla destra, poi cerca di andare a tiro e subisce la pressione fallosa iniziata da fuori area, detta dell'arbitro Righetti. Sembrava di aver visto qualcosa di diverso dalla nostra postazione, sembrava il contatto essere avvenuto totalmente dentro l'area, ma così non è per il Sarzanese. E tiro ancora insidioso di Cardella, poi Agresti in profondità all'angolo, riceve pallina, risale con questo passaggio per Mariotti, Mariotti sfrutta il blocco, poi cerca uno scarico ma non lo trova nel retroporta Galgani che appoggia ad Agresti, anzi a Maggi, scusate, si tratta di Maggi, poi Mariotti scarica da Agresti, cerca il dai e vai Agresti ma capisce tutto lì a Cardella che riparte per i suoi, 3 contro 2, scarica per Cardelli che si accentra, conclude debolmente basso. Galgani gestisce metà pista, lascia, poi si invola sulla sinistra, pressato da Cardelli, risale con questo passaggio per Maggi che cambia tutto per Mariotti. Mariotti si invola sulla destra, cerca il passaggio a centro area per Agresti che non ci ha creduto abbastanza per le fortune della Pumas, non ci ha creduto, poteva deviare facilmente a rete da posizione invitante, era a centro area. Non ci ha creduto Agresti, poteva accorciare le distanze, occasionissima per il Follonica. Rimessa di seconda dal vertice basso per la Pumas, non mi ricordo cosa sia accaduto per arrivare a tutto ciò.
per infrazione di 5 secondi, mi dicono. Quindi devono essere avvenuti oltre la linea di rigore. Tanto si sistema i guantoni Maggi. 2 minuti e 07 secondi alla fine del match, della prima metà, scusate. Ad un fallo il Follonica, a 0 falli ancora la Pumas, partita correttissima, molto scorrevole. Bigatti decide di ragionare, risale, appoggia a Pezzini ancora all'angolo, poi il retropassaggio a dare la respiro alla manovra per Cardelli, che sfrutta il blocco di Bigatti. Bigatti si gira, non viene servito da Cardelli, perde l'attimo. Non sfruttato questo pick and roll da parte dei ragazzi di Mirko Bertolucci. Marchetti, ancora Marchetti, cerca il filtrante, non ci sta. Poi Pezzini deve andare al tiro, raso terra al lato, riparte Galgani per il Follonica Hockey. Maggi in percussione, si va tutto sulla sinistra, tiro deviato, poi recupera la pallina nel retroporta, prestato a 2 Viareggini, c'è questa spinta vistosa da parte di Bigatti. E poi c'è un warning per protesta di Mirko Bertolucci, che aveva chiesto una punizione nell'azione precedente, un contatto. Tanto c'è questa breve sostituzione, entra di nuovo Asta. Marchetti, Cardelli, ancora Marchetti sulla destra. Cardelli gestisce la pallina all'angolo, non ci sono soluzioni, dunque appoggia a Bigatti, poi ancora Marchetti sulla sinistra. Bigatti ancora, taglia la pista con questo diagonale per Pezzini, che cicca il controllo, si andrà oltre i 5 secondi, peccato. Galgani non trova soluzioni, dunque risale, scambia con Agresti, poi ancora per Mariotti nella propria metà pista. Agresti risale, è chiusa comunque la difesa della Pumas. Galgani in percussione, si accentra, sta affilata centrale, a gioco facile Mechini. Buona l'azione difensiva della Pumas ancora questa volta da parte di tutti gli attori in pista, e la sirena annuncia la chiusura della prima metà, ben disputata direi dalla Pumas, in vantaggio per 2-0, gol di Olivieri e di Cardella. Ci sarà dunque un secondo tempo tutto da giocare contro questo Follonica, che comunque si è fatto trovare pronto diverse volte alla corte di Mechini. Ci risentiamo fra 10 minuti.
Ora risente. Mi sento io, perfetto. Funziona bene. Che non lo senti lui? È perché sei indietro con lo streaming. Eh. Sì, che rumore mentale bello.
Ben ricollegati per questa seconda metà. Puma sta ancora follonica, valida per la 15ª giornata dei gironi B di Serie 2. Conduce la Pumas per 2-0, una partita comunque ben gestita dai ragazzi di Mirko Bertolucci, ma non da meno questo Follonica che si è fatto pericoloso più volte. E bisogna anche sottolineare i meriti dell'avversario e i meriti anche di un grande Mechini che ha risposto colpo su colpo. Sulla battuta Becacci, Pezzini, Marchetti cerca un filtrante, si interdice Maggi che riparte sulla sinistra ma recupera con grande caparbietà Marchetti, autore di una grandissima partita sia in fase di impostazione che di intensità difensiva. Carrieri sulla sponda sinistra, Pezzini gestisce la pallina Carrieri, appoggia Pezzini all'angolo, poi risale Pezzini, la centra in cosa con Marchetti che poi scarica dalla parte opposta ma sbaglia l'appoggio, riparte Agresti che trova libero Mariotti ma fa buona guardia nel rientro Carrieri, provvidenziale l'intervento di Carrieri, tutto solo Mario, anzi si trattava di Galgani non di Mariotti, scusate. Maggi, Agresti ancora per Galgani, va a girare nel porta, anzi scarica per Mariotti che era fermo a centro area, poi Agresti appoggia Maggi in profondità, questo filtrante cercava Maggi per Mariotti, è stato respinto dai difensori della Pumas, poi Maggi costretto al pressing e dunque ai 10 secondi di antigioco. Carrieri per Bigatti all'angolo, alza la testa di Gatti, appoggia ancora Carrieri nella sua porta, poi si libera dell'avversario giocando di sponda. Carrieri serve un retropassaggio per Marchetti, sta filata violentissima, deviata da Galgani che probabilmente ha impattato la pallina, non so con quale parte del corpo, ma si era alzato con grande agilità dopo la sassata del Viareggino. Maggi si invola sulla sinistra, cerca in profondità Agresti, difeso da Pezzini, poi ancora nel retroporta Maggi, subisce la pressione di Carrieri, guarda il manforte Mariotti, poi Agresti libera a centro area, ha cercato il sbalzo e schiaccia una mano. Mariotti in profondità per Agresti che non aggancia, spazza via di taglio con la pallina Mechini. Ora Maggi lancia Agresti ma recupera Mariotti all'angolo, difeso da Bigatti, gestisce pallina nel retroporta Mariotti, poi ha una mano per Galgani, Maggi porta il blocco Galgani, poi Mariotti e c'è ancora l'infrazione di 5 secondi. È alta la difesa delle Pumas in questa fase. Pezzini per Carrieri sulla sinistra, cerca il filtrante, non ci sta, cambia tutto per Marchetti sulla destra. Ora Bigatti per Carrieri, Bigatti l'uscita dalla retroporta, cerca ancora Pezzini che cambia tutto ma in modo velleitario per Carrieri, intercettano i giocatori del Follonica. Agresti, poi serve Mariotti dopo il blocco ma è disattento Mariotti nella ricezione, parte Pezzini, subisce la pressione fallosa di Mariotti e sarà quindi un tiro dal limite, una rimessa dal limite dell'area. A 2 falli Follonica, partita
decisamente corretta e scorrevole questa sera al Dorando Petri. Sono 2 falli a 0 ancora la Pumas. Non si è quasi mai vista una partita con un tabellino falli intonso per la Puma nel secondo tempo. Carrieri scambia con Bigatti, prosegue, poi lascia la pallina a Carrieri che serviva sul secondo palo, Bigatti che ha mancato l'attimo, era bellissima la triangolazione di Regina. Grazie Galgani a testa bassa, si incunea tra i giocatori della Pumas, va a proteggere la pallina all'angolo, poi Pezzini 1 contro 2, anzi, sta filata potentissima, risponde ottimamente Mugnaini con la frecciarina. Marchetti va a girare retroporta, attende la discesa di un compagno, non c'è movimento, poi riesce, poi consegna la pallina pericolosamente a Marchetti e riparte in Follonica. Sono pericolose queste decisioni, queste palline incerte a metà pista andrebbero evitate. Tanto Carrieri cambia tutto per Pezzini, non ha dato un posto, poi all'angolo Pezzini consegna praticamente le palline a Maggi. Mariotti si ferma nella retroporta, prestato da Pezzini, appoggia a Maggi, ora Maggi si inciste con la pallina, intuisce Marchetti e gliela ruba, ora si lotta all'angolo, la pressione di Maggi è ritenuta fallosa ai danni di Marchetti. Sarà il terzo fallo folonichese a 19 minuti e 53 secondi dalla fine del match. Marchetti, Carrieri, cambia tutto per Marchetti sulla sponda destra, appoggia Olivieri, ne è entrato in questo secondo tempo. Pezzini serve nella sua porta Carrieri che ne esce, alza la testa, guarda che ci sta uno scambio con Olivieri, c'è questo dai e segui che non va a buon fine, intuisce tutto Mariotti, poi sta filata diagonale di Pezzini, risponde con il casco e la pettorina Mogliaini, recupera intanto Olivieri, 2 contro 2, decide di ragionare Pezzini, appoggia a Carrieri, ordine dunque per la Pumas chiesto dalla panchina. Pezzini per Olivieri, prosegue nel retroporto Olivieri e subisce questa sorta di blocco da parte di Agresti e va il quarto fallo al Follonica, che sta accrescendo la propria quota falli sul tabellino. Marchetti prosegue nel retroporta, Marchetti controlla la pallina a una mano, cambia tutto sulla destra per Pezzini che scende in percussione, si accentra, poi serve Olivieri a centro area, manca la zampata finale, riparte Galgani, chiusa da 2 gareggini, ancora Pezzini, Carrieri si accentra, gli ruba la pallina, ovviamente tira Agresti, ma prosegue l'azione da Regina con questo assist, non è andato a buon fine di Pezzini. Può ripartire Agresti. Time out per piacere. C'è un time out intanto richiesto dalla panchina del Follonica, si crosta la balaustra, Marchetti si invola sulla destra, cerca di accentrarci e poi non è riuscito a chiudere il gancio e concludere che poi va a commettere fallo su Maggi. Fasi concitate della gara con rapidi ribaltamenti di fronte, squadre ancora atleticamente in palla, ritmi altissimi. Va a chiarirsi Marchetti con Maggi. Comunque Pumas ha concluso diverse volte e rischiato quasi nulla in questi primi 8 minuti di gara. Una buona gestione da parte di ragazzi miei come Tucci, che lo ricordiamo conducono per 2-0.
Timeout, si chiude qua, rientrano le rispettive squadre in pista. C'è l'ingresso di Asta intanto nelle file del Follonica. Invariata la formazione della Pumas invece. Mariotti e Maggi sulla battuta. Maggi parte in velocità sulla destra, poi interdetto, riparte questa apertura sbagliata di Pezzini, purtroppo è un peccato, poteva lanciare Carrieri a un'azione sicuramente pericolosa, riparte Galgani, raso terra una mano, deviato, sporcato diciamo da Mechini. Maggi per Mariotti intanto. Perde la pallina intanto Asta a favore di Olivieri, che Tapardio serve a centropista Pezzini, ma il passaggio è deviato. Galgani intanto serve a centro area, lo stesso Asta che devia male la pallina. Era buona la triangolazione, poco incisivo Asta in questa conclusione. Olivieri, pallina vagante recuperata dal giovane prospetto della Pumas. Pezzini si accentra, va in percussione, poi chiede il fallo, chiede la steccata di Maggi. Carrieri si libera l'avversario, cerca di accentrarsi, la pallina rimane lì. Poi Olivieri cerca di concludere, aveva già fischiato il 2. Ingaggio dunque, Mariotti e Pezzini sulla pallina. Ma questo si sa che Olivieri, Marchetti, cambia tutto per il non entrato via Cardella sulla sinistra, alza la testa e via, serve in profondità Carrieri. Poi Olivieri all'angolo, serie di finte, retropassaggio di sponda per Cardella, sfrutta il blocco, serve in profondità Carrieri, si incista con il controllo, recupera Galgani. Maggi, imposta per i suoi, si invola sulla destra, serve Asta che conclude debolmente e spinge Mechini. Occasionissima nuovamente per Asta, che non riesce ad essere abbastanza incisivo là davanti. Tanto si lotta alla balaustra. Maggi contro Vega Regini che subisce fallo ed è in secondo della Pumas. Sulla battuta lo stesso Asta, pronto a ricevere Maggi, e così è retro passaggio per Galgani. Poi Mariotti, serve ancora Galgani, diagonale sul primo palo, fa buona guardia Mechini. Cardella imposta per i suoi, apre in discesa per Olivieri e perde l'attimo del tiro e sta sul fallo deviare. Poi c'è questo tiro strusciato di Carrieri dal vertice dell'area di rigore. Ora Carrieri alza la testa, guarda se ci sta un passaggio in profondità e trova, anzi sbaglia il passaggio. Ah no, c'è una deviazione del portiere. Ah, deviazione fuori area del portiere, sarà comunque rimessa di seconda per la Pumas.
Olivieri, Marchetti, si accentra, tutto il blocco, poi va a fare azioni di disturbo sul tiro Elia Cardella con questo blocco. Non ha aspettato ha sbagliato l'attimo di scelta di tempo Carrieri. Poi c'è questa percussione. Trante non ha dato un buon fine di Cardella, riparte Maggi, si accentra Maggi, invece di andare sulla sinistra va a cercare praticamente Marchetti. Cardella sulla sinistra ragiona, temporeggia, chiedono ordine della panchina della Pumas. Carrieri, blocco a favore di Cardella, soffiata violentissima sulla traiettoria Olivieri, ma non è agganciato. Riparte Asta, cerca il sottogamba, non va a buon fine, riparte Olivieri che recupera, appoggia a Marchetti, poi Cardella. Carrieri per Olivieri, non so da retroporta. Poi Cardella cambia tutto per Marchetti, forza il blocco, Marchetti sbaglia tutto con questo tiro di molto a lato, pallina alta peraltro. E intanto Thomas Nechini chiede di asciugare l'attrezzatura, il casco, di la visiera. Ah, certo. 13 minuti e 57 secondi alla fine del match. A 4 falli il Follonica, 2 la Pumas. Tanto c'è una new entry, si tratta del numero 7 Frare. Galgani lotta la balaustra con Carrieri che si in possesso della pallina imposta per i suoi. Apre per Olivieri. Olivieri va a girare nel retroporta, prestato da Mariotti, poi perde la pallina a favore di Madri con questo retropassaggio, è 3 contro 2, Mariotti, suggerimento deviato per le fortune della Pumas, protesta su una caduta Carrieri che è stato sgambettato. Cardella cambia tutto per Marchetti, poi Olivieri all'angolo, serve nel retroporta Carrieri, alza la testa Carrieri. Terzo passaggio per Marchetti e si invola sulla destra. Terzo passaggio di sponda per Cardella. Serve finte, cerca la percussione, non ci sta il tiro, quindi prosegue di sponda per Marchetti. Perde la pallina Marchetti, la recupera Galgani. Apre per Maggi che sbaglia il suggerimento, sbaglia questo dai e vai che poteva costare caro alla Pumas e liberare Galgani al tiro. Il Follonica grazie alla Pumas in questa situazione di superiorità. Marchetti sfrutta il blocco in movimento giustamente giudicato da Righetti che costa il terzo fallo alla Pumas. A 4 ricordiamo il Follonica. Galgani sulla battuta. Mariotti, Maggi, poi c'è l'infrazione un po' ingenua da parte dei ragazzi del Follonica di 5 secondi. Cardella per Mora, non è entrato. Poi Olivieri riceve la pallina all'angolo e serve nel porta Marchetti. Ora Olivieri perde la pallina dopo l'azione di studio del difensore folonichese. Recupera Marchetti intanto all'angolo.
Questo passaggio a dare respiro alla manovra per Cardella, che sfrutta il gioco. Prosegue la sua intensità, diagonale violentissimo al lato sul primo palo. Mora per Marchetti. In profondità per Olivieri. Cardella cerca di forzare un'azione personale in uscita dalla retroporta e dice di guadagnare, anzi intelligentemente ha guadagnato il tocco del portiere. Tempo di partita che questo tiro accompagnato di spinto da Mechini, se non erro da parte di Mariotti. Maggi, Frare, lascia la pallina a Galgani, poi Maggi discende in velocità sulla destra, tira da passaggio deviato e recupera Galgani, ancora Maggi, staffilata, deviata di Maggi. 2 contro 2, Marchetti, Mora centro area, non ci sta il filtrante, si decide di ragionare dunque. Retro passaggio per Cardella. Mora, intanto esce Marchetti, entra Cardelli. Tanti minuti in pista per Marchetti, che giustamente deve rifiatare. Mora, sulla sponda sinistra, cambia tutto per il non entrato Cardelli. Poi Cardella, dalla parte opposta. Cardelli sulla destra, in profondità per Mora. Mora guarda se ci sta un suggerimento a fondo pista, ma no, riparte da Cardella, che è costretto al tiro per sulla scadere dei 45. E c'è questo, come sulla scadere dei 45, questo tiro a centro area di Mora, si supera Mugnaini con il gomito. Tanto recupera la pallina Mora, va a girare in retroporta Cardella, cambia tutto per Marchetti sulla sponda destra, poi Mora in uscita da retroporta, Cardella cerca un'azione personale, la trova con questo tiro violentissimo, deviato probabilmente. Riparte Mariotti per il Follonica, serve Galgani sulla destra, scende Galgani, va a girare dietro la gabbia, protegge la pallina poi sul pressing di Cardelli, poi Mariotti porta la pallina fuori di verità a testa e aveva fatto tutto bene, non ha alzato abbastanza la pallina, ma è ottima la difesa di Mugnaini della Coppa Gabbia. Mariotti subisce la pressione di Mora, poi scaglia la pallina contro la nostra postazione e finisce sotto il banco. Tempo. No, c'è intanto il time out che era stato richiesto dalla panchina del Follonica. 3 minuti. 8 minuti e 56 secondi alla fine del match. La situazione falli vede il Follonica a 4 falli, ancora 3 la Pumas. Il risultato di 2-0 sin qui. La partita ancora tutta da giocare, un'eternità, 8 minuti e 56 secondi. Tutto pronto dunque per il rientro in pista dei giocatori. Rimessa di seconda a favore della Pumas. Mora sulla battuta. Cardelli che cambia tutto e poi porta il blocco, lo sfrutta Cardella, anzi va dalla parte opposta
raso terra, servire Olivieri che ha perso l'attimo per il tiro, ma va bene, è questo che deve fare la Pumas. Tanto ottima azione personale di Cardelli che scarica per Olivieri che si trova la pallina sulla spicca, conclude debolmente e si distende Mugnai. E qui c'è un aggancio clamoroso, non sanzionato con il blu. Un aggancio da manuale, da manuale proprio. L'idea platonica dell'aggancio non è stato sanzionato dall'arbitro Righetti. Probabilmente era un po' distratto, era troppo a fondo pista, era posizionato in modo troppo distante dalla. Tanto Cardella scarica dopo il blocco per Mora, serie di finte, non riesce a concludere a rete, riparte Frare prestato da Mora, poi Maggi che cambia tutto per Galgani sulla destra, percussione di Galgani prestato da un volitivo Olivieri che subisce fallo, il quinto del Follonica. Il sesto, li correggono dal banco del Follonica. Cardelli in profondità per Olivieri, perde la pallina Olivieri, recupera Maggi, appoggia a Galgani, porta poi, cerca di portare il blocco ma non va a buon fine questa combinazione, prosegue Galgani, serve Asta, tutto fuori dal limite dell'area, colpevolmente dimenticato dalla difesa della Pumas. Ha un tiro relativamente facile dal limite dell'area su cui non può nulla un Becchini che sin qua era stato impeccabile, a cui nulla si può rimproverare per il 2-1 che riapre a 7 minuti e 28 secondi dalla fine, riapre pericolosamente i giochi. Asta si fa perdonare alcune azioni, alcuni tiri molto facili ciccati nei minuti precedenti, si rifà perdonare con questo qualcosa per questo tiro violentissimo, grandissima parata di Mugnaini, grandissima parata, sembra tutto facile ma vi assicuro che non lo è. Maggi sbaglia il filtrante, finisce Cardelli che poi imposta per i suoi, apre per Cardella, tempo. Un fallo 2-1 sul Sarillone. 2-1. Tanto Maggi Agresti finta, poi si lamenta Luisi per questi blocchi che non sono stati portati correttamente e che hanno causato l'antigioco ai danni del Follonica. Blocchi che servono per eludere il pressing alto della difesa dei ragazzi di Mirko Bertolucci. Scappinata dalla distanza di Cardella, una fotocopia di quello eseguito nel primo tempo, ancora nel set dalla parte del guantone, su cui poco può Maggi con diversi giocatori dell'Agi davanti, veramente pregevole. Se si lasciano questi spazi e se si lascia caricare il tiro a Cardella è una sentenza. È una sentenza. Tutto sta nel non lasciarlo partire. Se lo lasci partire hai sicuramente un tiro pericoloso nello specchio. E così è stato. Cardelli apre per Mora, ci sono due follonichesi, poi Olivieri ancora per Cardelli nella propria metà pista, serve in profondità all'angolo ancora Olivieri, poi Marchetti gestisce nel retroporta, subisce la pressione di due avversari, risale, apre per Mora, pallina poi consegnata a Cardelli. Cardelli prestato da due follonichesi, alla balaustra si impossessa a Maggini della pallina, poi parapiglia sulla tre quarti, c'è un contatto di mano, di braccio ravvisato dall'arbitro Righetti da parte di un giocatore del Follonica.
Marchetti. Tardelli ancora per Marchetti che si vola su di sinistra, fa inversione di una volta e poi tiro dopo aver portato a spasso gli avversari. Bugliaini ancora a dire no dalla parte della stecca. Mora alza la testa, scambia con Bigatti, non è entrato, ora Bigatti, dato un passaggio per Mora, cambiata la distanza, respinge con la stecca Mognaini, poi si lotta la balaustra, Mora, Mariotti, Asta sulla pallina, ci sarà una rimessa a 2, una ingaggio a 2. Quando l'arbitro non riesce a capire chi trattiene la pallina contro la balaustra, opta per, secondo regolamento, per l'ingaggio, giustamente. Ancora si lotta la balaustra, poi Marchetti riceve pallina, apre per Bigatti, Tardelli all'angolo, cerca il filtrante ma nessuno dei suoi si fa trovare, anzi era un passaggio dietro la porta. Maggi intanto c'è un colpo proibito ravvisato da Mariotti, sinceramente non sono riuscito a capire cosa sia successo perché guardavo da un'altra parte, la pallina era lontana dal luogo del contatto, quindi Righetti ravvisa spiegandosi un colpo nella schiena da parte di Mariotti. Sinceramente è stato tutto molto veloce e la pallina era lontana, non sono riuscito a vedere. E quindi punizione di prima, da specialista Carrieri sulla battuta. 4 minuti e 46 secondi alla fine del match, conduce la Puma per 3-1. Carrieri avanza, gancio contro gancio e poi tiro, ma fa buona guardia, non si fa ipnotizzare Mugliaini. Maggi intanto non supera Marchetti che è granitico nell'interdire l'azione del mare in mano. Bigatti ancora Bigatti, superiorità numerica. Cardella porta un po' il blocco e cambia tutto Marchetti per Bigatti. Era buona l'intuizione, aveva tagliato tutta l'area con questa diagonale a sbarcare Bigatti. Hai perciso? No, decide di non tirare, ancora ce l'ha, pallina parata anzi no, deviata, poi serve sul secondo palo Bigatti, superiorità numerica non alla buon fine, poi Maggi, attenzione, fa buona guarda sul primo palo Bikini, su questa testa a testa di Maggi. Ci sta il tiro ma non tira Marchetti, serve sulla parte bassa Bigatti, ancora questo fraseggio velocissimo Bigatti Marchetti, porta il blocco, supera il difensore Tardelli, poi tira, poi Carrieri, benissimo questo schema a liberare il tiro di Cardella. Marchetti basso per Bigatti, poi si gira un attimo con la pallina Marchetti, la recupera e il tiro sbaglia tutto però al lato, poteva fare qualcosa di meglio, aveva tutto il tempo per avanzare ulteriormente. Marchetti, Carrieri intanto è conclusa la superiorità numerica con questa tiro sotto misura che potevano essere letale. Non è entrato Malvezzi tra le piedi del Follonica a 2 minuti e 30 secondi dalla fine del match.
Bigatti smarca Marchetti che non riesce a trovare l'attimo per dare la zampata per il tiro. Ancora Marchetti di sponda a dare respiro alla manovra per Cardella. Poi Carriere ancora per Marchetti, si manovra nella vetta pista difensiva. Poi Carrieri fa possesso, non avvisa il palo su Marchetti, evidentissimo. Poi Carrieri in volata, è chiuso dal giocatore del Follonica. Cardella, Bigatti, ancora Cardella sulla sinistra, 8 secondi alla fine del possesso, tappinata al lato, recupera Galgani per il Follonica, apre per Maggi va a testa bassa, interdetto ottimamente da un provvidenziale Bigatti sul tiro, ottimo intervento difensivo del Lodigiano. Poi dispone ancora per Cardella, Bigatti, Carrieri, porta il blocco Bigatti, poi Carrieri serve Marchetti, lob per Bigatti ancora, Carrieri scambia con Bigatti che serve Carrieri poi a liberare al tiro con questo schema bellissimo, questo giro a 3, questa triangolazione del Pumas che libera al tiro Carrieri, para con il casco un sicuramente bravissimo Mugnaini, ha fatto una grande partita anche lui, meno chiamato in causa in questi ultimi minuti di gioco, in questi ultimi 10 minuti meno chiamato in causa Mechini rispetto al suo omologo follonichese. Maggi perde la pallina in questa percussione a favore di Bigatti, di sponda Bigatti lancia Carrieri, cerca la percussione, poi è braccata la balaustra da due follonichesi, si lotta, interviene a dar manforte Bigatti, ancora si tiene la pallina contro la balaustra e Bicede per l'ingaggio a 2, l'arbitro Righetti. Galgani a testa bassa sulla sponda e scivola, perde la pallina a favore di Cardella che apre benissimo intelligentemente per Carrieri, ma la sirena dice che può chiudersi qua questo Follonica, anzi Pumas ancora Follonica, valido per la 15ª giornata del campionato girone B. La formazione della Pumas vince per 3-1 c'è un po' qualcosa da chiarire Marchetti con Mariotti, vedremo appunto se nel proseguo si sbolliranno un po' gli animi e si procede al terzo tempo come di consueto e come è giusto che sia dopo questa partita peraltro molto sportiva qui con una quota falli veramente bassa, la più bassa probabilmente sin qua vista al Dorando Petri in questa stagione. E quindi può chiudersi qua questo Pumas ancora hockey Follonica, vince la Pumas per 3-1. Possiamo salutarvi qua, io sono Paolo Nazzarini, alla regia Luis Carrieri, dal Dorando Petri è tutto, ci risentiamo nella prossima gara casalinga, buon hockey a tutti.